Lo Stato è sordo, i comuni sono con le pezze, i cittadini sempre più in difficoltà. Ci si riempie la bocca di buoni propositi, ma la realtà è ben diversa. A fine ottobre ancora non sanno come chiudere il bilancio 2013. I comuni sono i sindaci i primi sulle barricate di questa guerra combattuta contro la burocrazia, con le casse vuote e i bisogni che aumentano. Non c'è una sufficiente comunicazione e collaborazione fra gli organi di indirizzo politico e i dirigenti. Una grande riforma rivoluzionaria per lo Stato e a costo zero sarebbe dire che tutti i dirigenti nuovi a partire da adesso che vengono assunti all'interno dello Stato siano tutti a tempo determinato e non indeterminato. Oggi sono gli stessi ministri che ci dicono che le norme che vengono emanate sono norme scritte dai funzionari che spesso non tengono conto o comunque non seguono in modo pedissequo quelle che sono le indicazioni della volontà politica. Il sindaco è eletto direttamente dalla gente, i cittadini scelgono i loro consiglieri comunali, i dirigenti non sono scelti né dagli amministratori né dai cittadini, eppure il 99% dei poteri oggi sono in mano ai dirigenti. Inevitabilmente i cittadini, se hanno bisogno di qualcosa, vanno dal sindaco, vanno dal consigliere comunale, non vanno certo dai dirigenti e da chi eleggono vogliono le risposte. Ma c'è dirigente e dirigente ovviamente, ed ecco l'appello. Per piacere ascoltateci. Ascoltateci perché lavoriamo in trincea. Le autonomie locali debbono esserci, lo Stato deve avere rispetto e questo rispetto lo deve manifestare soprattutto quando legifera nel campo degli equilibri tra politica e amministrazione. La giornata bellunese del coordinamento dei consigli comunali di Anci Veneto ha affidato all'unico parlamentare presente, Roger Demenec, il compito di portare le istanze a Roma e riportare al più presto sul territorio le risposte, positive ovviamente.